Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. La raccolta dei rifiuti in provincia di Cosenza potrà essere garantita per altri 6 mesi, avverte l'ATO, fondamentale l'ecodistretto per il territorio. C'è attesa per i nomi della nuova giunta regionale a cui sta lavorando la Presidente Iole Santelli e i partiti della coalizione. In settimana la proclamazione, poi il nuovo esecutivo. Intanto nel PD scatta la resa dei conti, la Bruno Bossi attacca, sconfitta netta. Il deputato pentastellato Parentela risponde agli attivisti che chiedono le sue dimissioni da coordinatore. Il mio mandato, dice, è scaduto il 25 gennaio. La sanità calabrese continua a far parlare di sé. Nell'ospedale di Locri mancano farmaci. A San Giovanni in Fiore il sindaco Belcastro attacca i vertici dell'ASP. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri questa mattina a Fuscaldo ha piantato il primo albero nel Giardino dei Giusti. Porterà il suo nome. Documento congiunto di 51 amministrazioni comunali sarà inviato al Ministero dei Trasporti per la variante da apportare lungo la 106. Il Cosenza domani ospita la capolista. Braglia conta sull'apporto dei tifosi, mentre sul web impazza tutti al San Vito Marulla. Emergenza rifiuti dunque in primo piano, a soffrire è l'intera Calabria. La situazione drammatica in provincia di Cosenza, dove la raccolta dei rifiuti potrà essere garantita solo fino all'estate. Questo è l'avvertimento dell'ATO in una conferenza stampa. Fondamentale l'ecodistretto per il territorio. Le buone notizie non sono mancate durante la conferenza stampa indetta dal lato di Cosenza per spiegare lo stato dell'arte della questione rifiuti nel territorio provinciale, ma il buon funzionamento del sistema è subordinato al realizzarsi di alcune condizioni. Le solite, le classiche soluzioni tampone che saranno adottate serviranno a superare, si spera, l'emergenza che si sta vivendo sul territorio e a trascinarsi fino all'estate. Poi sarà necessario farsi trovare pronti con le soluzioni a lungo termine, con 2 impianti di trattamento a disposizione, uno riqualificando l'esistente a Rossano e l'altro realizzato ex novo e una discarica di servizio. Abbiamo già un piano, abbiamo già un lavoro che ci è stato presentato da chi ha già effettuato questo lavoro della individuazione, adesso vanno realizzati, non c'è più tempo e a tutto questo aggiungo il sistema comunque non funziona. ATO Rifiuti o diventa con un ente con personalità giuridica o diventa un ente con anche una capacità finanziaria, oppure questa mediazione fra comuni e strutture e concessionari presenta gravi criticità. Per questi obiettivi sono stati stanziati già dal 2016 43 milioni di euro, ma il problema è trovare il luogo adatto. Ci penserà il commissario Ingegneri da Cozza, che ha individuato 13 siti idonei. Tra questi se ne dovrà scegliere uno e vincere le eventuali resistenze delle comunità. Si tratta, è stato detto, di impianti a impatto zero che permettono di passare da una percentuale di scarto vicino al 90% ad un 10% di residuo da smaltire in discarica. È l'unica speranza, impensabile, inviare l'immondizia fuori regione o addirittura all'estero. E poi c'è il problema economico, quello che deriva dall'evasione delle tariffe dal 30 al 50%, fenomeno che non permette di rendere sostenibile il sistema, e quello derivante dal blocco delle risorse versate al comune capofila Cosenza, che ad oggi sono inutilizzabili per la procedura di dissesto. Prima c'era come ammortizzatore finanziario la Regione Calabria, oggi non c'è più l'ammortizzatore finanziario, quindi da adesso in poi il comune che non pagherà per tempo non avrà più il servizio, e questo è grave per una comunità perché è un servizio essenziale. Ecco perché va ripensato tutto il sistema. La situazione resta allarmante dunque. In questi mesi bisognerà fare quello che non è stato realizzato in un decennio. Si riuscirà? La politica c'è attesa per i nomi della nuova giunta regionale a cui sta lavorando la Presidente Iole Santelli insieme ai partiti della coalizione. In settimana la proclamazione, poi il nuovo esecutivo. Intanto nel PD scatta la resa dei conti. La Bruno Bossi attacca e dice sconfitta netta. Piccoli passi ma decisi. Così dice la neopresidente della regione Iole Santelli. Arriverà la giunta non appena sarà completata l'operazione burocratica della proclamazione degli eletti e il passaggio successivo dell'insediamento. Intanto Santelli incontra Salvini a Reggio per una chiacchierata esplorativa incentrata sui desiderata della Lega, che sono più o meno noti: assessorato e presidenza del Consiglio. Nomi già in agenda, ma nulla di deciso. Nel frattempo, la nuova inquilina della Cittadella scrive ai vescovi calabresi che hanno sollecitato la politica a prestare attenzione ai ceti meno abbienti della società.
Ha risposto con una lettera assai garbata, nella quale conferma che l'azione politica che sta dentro il suo programma di governo pone al centro del progetto la persona, con i suoi bisogni. Sintonia, condivisione, alleanza possibile. Mentre tra i vincitori si spera di ottenere postazioni di visibilità nella certezza di aver contribuito al felice esito della competizione, nel PD a smuovere le acque, dopo la visita pappa e ciccia del segretario Zingaretti che ha promesso un nuovo partito di là da venire, senza spiegare come e soprattutto con chi, caricando i buoni propositi sulle spalle di Pippo Callipo. Enza Bruno Bossio spiega che questa proposta di rinnovamento in realtà altro non è se una guerra fra correnti. Si può certamente nascondere la sconfitta grave e pesante. Santelli doppia Callipo, il 55% contro il 30%. Si dice poi però che il PD è il primo partito, ma con quale percentuale? Quella del 15%, la stessa percentuale delle politiche del 2018 e tutti parlammo allora di una sconfitta, solo che in quel caso il PD prese il 15% a fronte di un 43,7% del Movimento 5 Stelle che oggi arriva a poco più del 7%, in voti assoluti oltre 350.000 voti in libertà. Che fine hanno fatto? Non sono sicuramente venuti al Partito Democratico. Perché? Perché il Partito Democratico non ha fatto un'operazione di rinnovamento, ma una semplice resa dei conti all'interno delle correnti. E poi ci sono i malumori all'interno del Movimento 5 Stelle. Il deputato pentastellato Parentela risponde agli attivisti che chiedono le sue dimissioni da coordinatore. Dice: il mio mandato è scaduto il 25 gennaio. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle, o meglio una parte del movimento, l'anima ribelle del dopovoto in Calabria, ha chiesto e continua a chiedere le dimissioni del coordinatore regionale pentastellato Paolo Parentela, responsabile delle scelte in campagna elettorale e dunque del deludente risultato delle urne. Il diretto interessato risponde così attraverso i nostri microfoni. Il mio ruolo di coordinatore è terminato giorno 25, quando è scaduta la campagna elettorale e quindi quando c'era il silenzio elettorale. Era un ruolo provvisorio che ho fatto con grande coraggio, grande determinazione, ma considerando il fatto che eravamo e siamo tuttora in una situazione molto difficile per il Movimento 5 Stelle, soprattutto in Calabria, al di là delle divisioni, e che ho fatto facendo, come dire, il massimo possibile nella situazione peggiore possibile. Parentela ricorda che sul candidato presidente Francesco Aiello si è votato sulla piattaforma Rousseau. Noi abbiamo uno strumento efficace che si chiama Rousseau, dove prendiamo le decisioni. La decisione è stata presa su Rousseau, è stata ratificata anche la scelta del nostro candidato presidente su Rousseau e quindi si doveva rispettare il voto su Rousseau. La maggioranza, anche se non era il massimo della maggioranza, ma era pur sempre una maggioranza. Chi non ha rispettato Rousseau, chi non ha rispettato le decisioni del Movimento 5 Stelle, quindi di tutti gli iscritti che hanno votato democraticamente quella scelta, ne pagheranno le conseguenze. Quanto è venuto fuori dalle urne il 26 gennaio è stato conseguenza della frattura all'interno del movimento, lo dice senza girarci intorno. Una minoranza pretende di diventare maggioranza, non si è mai vista in nessuna forza politica del pianeta. Detto questo, ora ripartiamo. Infine, l'indice è puntato sulla legge elettorale. Due forze politiche per pochi voti non hanno potuto essere rappresentati, non sono rappresentati in Consiglio regionale. Questo, a mio parere, è un danno alla democrazia, non è un danno al risultato del Movimento 5 Stelle. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri questa mattina a Fuscaldo ha piantato il primo albero nel Giardino dei Giusti, porterà il suo nome. Il procuratore Nicola Gratteri pianta uno degli alberi che comporranno il Giardino dei Giusti della scuola primaria Angela Maria Ieta a Fuscaldo. Proprio al magistrato è dedicata l'iniziativa. È stato scelto dagli alunni come simbolo della difesa della libertà e della democrazia e Gratteri ha accettato l'invito con entusiasmo, parlando ai ragazzi della sua esperienza e soprattutto consigliando loro di studiare con passione e impegno. Come sapete avevamo sospeso gli incontri pubblici per motivi di sicurezza, mi avevano invitato ad evitare incontri pubblici, però oggi ho voluto fare un'eccezione perché valeva proprio la pena coronare questo progetto
di questi ragazzi che con tanto entusiasmo ci hanno lavorato. Io sono qui per ringraziarli e soprattutto per esortarli a continuare a studiare, perché la lingua italiana si insegna e si impara nelle scuole elementari e nelle scuole medie. Imparare oggi bene la lingua italiana per capire, per leggere e capire il mondo degli adulti, per non rimanere fregati dagli adulti e convincerli che delinquere non conviene. Uno degli alberi del giardino, un ulivo, è dedicato al magistrato, un riconoscimento e anche un segno di speranza che i semi gettati nelle operazioni come Rinascita Scott facciano rifiorire la Calabria. Vedo grande consenso in giro, ma soprattutto la consapevolezza che si può fare, la consapevolezza che ce la possiamo fare, quindi vedo molta gente carica che ha voglia di seguire la legalità. Torniamo ad occuparci dell'inchiesta Genesi. Il giudice Petrini, finito in manette con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, rivela ai magistrati di Salerno il retroscena di un vero e proprio sistema. Telecamere nascoste nello studio del giudice infedele a Catanzaro lo riprendono mentre conta i soldi delle tangenti. Lui, Marco Petrini, finito in manette il 15 gennaio scorso con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Ai magistrati di Salerno che lo hanno interrogato ammette tutto, colpevole dei fatti contestati nell'ordinanza di custodia cautelare, e non solo, racconta di quelli che il procuratore di Salerno, Luca Massini, definisce testualmente una caterva di episodi corruttivi. Migliaia di euro che circolavano in un sistema parallelo allo Stato, nello Stato, e consentivano di ridurre sentenze o alleggerire delle multe salate. Petrini avrebbe riferito di circostanze precise e tirato in ballo anche politici. L'inchiesta Genesi, partita dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, coordinata dal procuratore Nicolare Gratteri, poi trasferita a Salerno, si impittisce e si allarga dopo le dichiarazioni di Petrini e del medico Emilio Santoro, a cui ieri sono stati concessi i domiciliari. Il camice bianco in pensione nel corso dell'interrogatorio avrebbe detto agli inquirenti di avere un ruolo preciso, quello di mediatore per le mazzette da pagare all'ex presidente della Corte d'Assise di Catanzaro. Il medico inoltre avrebbe parlato a più riprese di un commercialista cosentino molto vicino all'ex giudice Petrini, tanto che quest'ultimo lo avrebbe nominato consulente. Insieme avrebbero consegnato al magistrato una busta con all'interno 30.000 euro, una matriosca di storie, fiumi di denaro in alcuni uffici insospettabili, i retroscena ricostruiti dalle dichiarazioni di Petrini e Santoro per un'inchiesta che pare solo all'inizio e di cui si annunciano clamorosi risvolti. I problemi della sanità calabrese: nell'ospedale di Locri mancano i farmaci, mentre a San Giovanni in Fiore il sindaco Belcastro attacca i vertici dell'ASP. C'è poco da fare, la sanità è la nota dolente di questa regione, ovunque si registrano lamentele quotidiane. Anche oggi l'elenco è lungo, partiamo dall'ospedale di Locri dove la UIL denuncia una grave carenza di farmaci e purtroppo non è la prima volta. Risaliamo la regione e andiamo a San Giovanni in Fiore, la capitale della Sila, per registrare un duro attacco del sindaco Belcastro rivolto ai vertici dell'ASP cosentina. La dottoressa Daniela Saitta ha iniziato nel peggiore dei modi il suo mandato alla guida dell'ASP di Cosenza. Dal 31 di gennaio abbiamo fatto una richiesta per essere convocati per affrontare i problemi della sanità che affliggono il nostro ospedale e la medicina del territorio. Sono passati quasi 10 giorni e ancora non abbiamo avuto notizie. Noi aspettiamo qualche altro giorno, altrimenti ci autoconvocheremo davanti l'ASP di via Alimena. Non è possibile assistere a un depauperamento del nostro nosocomio e della medicina del territorio. È ora di finirla con la scusante dell'ASP in dissesto o altre cose del genere. Noi abbiamo bisogno di medici e paramedici, abbiamo bisogno di un rilancio serio del nostro ospedale. Ci diano risposte. Siamo stati a Roma dal ministro Speranza, ma da allora non abbiamo avuto notizie. La sanità è un problema prioritario per la nostra città. Noi non indietreggeremo e quindi o il commissario che si è insediato dal 16 gennaio dia risposte serie o altrimenti intraprenderemo l'azione di lotta democratica per i diritti della salute a San Giovanni in Fiore.
Un documento congiunto di 51 amministrazioni comunali sarà inviato al Ministero dei Trasporti per la variante da apportare lungo la statale 106. Hanno sottoscritto un documento unitario per sollecitare il governo regionale e successivamente quello nazionale affinché bypassi la fase di dibattito pubblico per arrivare nel più breve tempo possibile alla fase progettuale sulla variante del megalotto 6 della strada statale 106 che collegherà Catanzaro a Crotone. L'utilizzo della nuova strada che collegherà Crotone a Catanzaro e permetterà ai crotonesi e ai catanzaresi di raggiungere questo nuovo tratto in 30 minuti e non più in un'ora e mezza a volte come adesso, quindi un risultato importante che collega due realtà importanti, che collegherà gli aeroporti e che permetterà ovviamente una nuova metodologia di sviluppo. 51 i comuni che hanno sottoscritto attraverso specifiche delibere nei consigli comunali e provinciali il piano progettuale che creerà non solo una mobilità sostenibile e integrata, ma anche le condizioni di crescita e sviluppo economico e sociale. Per noi sarebbe un'infrastruttura veramente fondamentale. Crotone paga il prezzo di una perifericità e di una marginalità che in questi anni l'ha penalizzata sia dal punto di vista dello sviluppo economico, sociale, ma anche e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo istituzionale e politico, perché noi ci siamo sempre sentiti piccoli e distanti dal resto del sistema calabrese e in particolar modo distanti e emarginati nell'area centrale della Calabria. Questa importante infrastruttura accorcerebbe le distanze con il resto della Calabria, in particolar modo ci avvicinerebbe e ci farebbe sentire anche da un punto di vista psicologico parte integrante di un'area centrale della Calabria che sempre più sta cercando di affermare la propria forza e la propria autorevolezza. Presentata al Comune di Cosenza la manifestazione di solidarietà Rossovita promossa in collaborazione con l'azienda ospedaliera. La seconda edizione di Rossovita, la giornata di promozione per la donazione del sangue e del midollo osseo, anche quest'anno il 12 febbraio coinciderà con la festa della Madonna del Pilerio, patrona della città. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Martirano e dall'APDEM, Associazione Paolo De Benedittis ed Ercole Martirano Ollus, in collaborazione con il Comune di Cosenza e l'azienda ospedaliera. Il Comune di Cosenza per il secondo anno consecutivo affianca la manifestazione Rossovita per promuovere la cultura del dono, quindi la cultura della donazione che diventa non un concetto astratto ma un modus vivendi per accrescersi sia culturalmente che umanamente e spiritualmente e promuovere la vita. Dedicato quest'anno alla memoria di Giorgio Cittadino, Rossovita ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione del sangue, così come del midollo osseo, allo scopo di allargare le possibili compatibilità e salvare chi ha bisogno di un trapianto. Con questi eventi noi ci mettiamo sul territorio, umanizziamo la medicina trasfusionale facendo vedere che la donazione è un atto assolutamente privo di rischi, è un atto che può fare chiunque, a patto che sia in buona salute e abbia 18 anni e che comunque ci mette a confronto con una realtà che è diversa rispetto a quello che probabilmente ci si aspetta. Il 12 febbraio nel piazzale del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera sarà in programma una vera e propria maratona di sensibilizzazione con interventi musicali di numerosi artisti ed altri testimonial che richiameranno l'attenzione su una problematica di stretta e continua attualità. Ci sarà anche una sorpresa, i medici del centro trasfusionale e tutto il personale canteranno sulle note di We Are The World un inno che è diventato l'inno di Rossovita che si chiama Vieni a donare, per chiudere tutti insieme questa giornata che spero sarà come l'anno scorso, è stata veramente unica, speriamo di ripetere e di avere tanti visitatori che verranno a donare. Il calcio adesso per la Serie B, vittoria del Crotone in casa, i pitagorici battono la Cremonese con il risultato di 1-0. Torna a vincere il Crotone. All'uscita la squadra pitagorica batte la Cremonese per 1-0. I padroni di casa si aggiudicano la gara grazie alla rete di Simi. All'87esimo traversone dalla destra di Mustacchio verso il secondo palo e il calciatore nigeriano colpisce di testa segnando così il gol che vale 3 punti importanti per la squadra di mister Stroppa. La squadra ha lavorato benissimo, bella, fresca.
Peccato aver sbagliato negli ultimi metri tecnicamente l'ultimo passaggio qualche volta, e peccato perché le occasioni che ha avuto la Cremonese sono state da un errore banale di passaggio centrale, uno di Barberis, uno di Cuomo, che hanno dato la possibilità di ripartire a loro a difesa aperta. Poi per il resto benissimo tutti, atteggiamento, condizione, volontà, costanza nella partita. Non era facile perché comunque l'avremmo dovuta sbloccare prima e probabilmente può darsi si poteva aprire una partita migliore, però la squadra ha lavorato come sa fare e quindi sono contento che siamo tornati a fare le cose che sappiamo fare. Il Cosenza domani ospita la capolista. Braglia conta sull'apporto dei tifosi. Lasciamoci trascinare dal nostro pubblico, sono le parole nella conferenza pre-gara di mister Piero Braglia, che dopo 4 sconfitte consecutive spera in un cambio di rotta, nonostante il gruppo sia falcidiato da infortuni e squalifiche. Io sono convinto che non incidano chi manca né gli squalificati, non vado a vedere queste cose, giocheranno altri ragazzi che stanno bene e che dovranno calarsi velocemente in questa realtà, perché noi non possiamo più aspettare, noi dobbiamo darci delle risposte velocemente. Se ci vogliamo salvare, se vogliamo tirar fuori questa squadra dai guai, non possiamo più sbagliare niente. 16 finali, la mentalità deve essere questa. Chi si cala meglio in questa realtà gioca, chi non lo fa non gioca, questo è poco ma sicuro. Il mister rievoca la gara d'andata dove fu un episodio a penalizzare i lupi. Siamo in debito con la fortuna, serve la stessa intensità messa in campo al Vigorito e poi cattiveria, grinta e determinazione per centrare in fretta una salvezza quanto mai alla portata. Secondo me dobbiamo farne minimo 25 se vogliamo stare tranquilli. Perciò le chiacchiere stanno a zero, bisogna pedalare, bisogna darsi da fare. Le cose, abbiamo perso un sacco di punti per le nostre ingenuità, per i nostri errori, tra cui ci metto anche i miei tranquillamente, perché chi non fa mai niente non fa niente, no? Chi è che è portato a fare le cose può darsi anche che sbagli. Abbiamo sbagliato tutti, ora bisogna rimboccarsi le maniche, parlare meno e pedalare. Io sono convinto che questa è l'unica strada che ci può portare fuori dai guai. Intanto sul web impazza tutti al San Vito Marulla. Domenica tutti allo stadio, difendiamo la Serie B. Attori e artisti, giornalisti, ex calciatori, sacerdoti, ma anche gente comune hanno raccolto l'invito di Cosenza nel cuore, hashtag tutti allo stadio, hashtag difendiamo la B, per far sentire in un momento di difficoltà che nonostante tutto e nonostante le distanze, il Cosenza e la Serie B sono un patrimonio da difendere a tutti i costi e dunque sentite un po' gli appelli lanciati per riempire gli spalti del Marulla. Non mollate. Cosenza non molla mai. Riempiamo il Marulla perché voi siete il 12° uomo in campo e con voi al fianco della squadra tutto è possibile. Tutti coesi per un grande finale di stagione in modo che ci possiamo salvare. Ok? Un abbraccio a tutti e un bacio grosso. Ciao 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 ciao. Iamo Lupi! Avete fatto 2 miracoli, uno 2 anni fa e uno l'anno scorso, e sicuramente farete pure il terzo. Forza Lupi, sempre nel cuore. Insieme ce la farete, quindi mi raccomando tutti al Marulla domenica e sempre Forza Lupi, ok? Dai ragazzi, non mollate, non mollate! Mi raccomando, io tifo per voi, ce la potete fare e sempre Forza Lupi. Ragazzi, c'è bisogno dei lupi veri. Domenica sera tutti allo stadio, i ragazzi hanno bisogno di voi. Tutti allo stadio domenica, di gridare forte e di gridare Forza Lupi. Domenica arriva la prima della classe e allora niente prigionieri, nessuna pietà, occorrerà una partita memorabile. Forza Lupi. Ai tifosi non devo dire nulla. Non devo dire nulla se non che ricordatevi che siamo lupi e siamo molto affamati, veramente molto affamati.
Da Negro a Lentini, da Simoni e Napolitano a Repice, passando per Baclè, Ciancio, Pascali e Calderini. Domenica sera arriva la capolista Benevento, ma la spinta del pubblico servirà per dare quel quid in più. Per la Serie C il Catanzaro vince in trasferta contro il Rieti, i giallorossi si impongono con il risultato di 4-1, doppietta siglata da Di Piazza, a segno anche Tulli e Giannone, calabresi in 10 per l'espulsione di Martinelli. Ci colleghiamo invece adesso, come di consueto, in diretta con il nostro Giuseppe Greco che si trova a Sanremo. Allora, ultima serata del festival, Giuseppe, quali sono le novità? Buonasera, grazie ancora per la linea qui da Sanremo. Le novità ormai qui in piazza Colombo, così come per le strade, ma su tutti i media nazionali ormai non si parla d'altro che a proposito del festival, di quello che è successo tra Morgan e Bugo, quindi oggi lo abbiamo avuto proprio qui all'interno di Casa Sanremo, Morgan, che ha cercato di spiegare le sue motivazioni, il gesto, perché ha cambiato il testo della canzone e far finire tutto insomma male, come è andato poi a finire. Quindi c'è questo riflettore puntato su Morgan, su Bugo, perché non si sa ancora se ritorna in gara, quali saranno le ammunizioni o quali saranno le ammende eventualmente da pagare, se ce ne saranno, però lui ha spiegato qual è stato il motivo reale: non posso modificare qualcosa che è mio, cioè ha parlato di arte, ha parlato di un qualcosa che gli è andata storta con la produzione, con qualcuno insomma dei vertici che gestiscono la produzione. Quindi oggi è venuto qui a Casa Sanremo a spiegare a dare il suo pensiero e siamo stati tutti attenti insomma a questa vicenda. Per il resto aspettiamo il festival per aspettare il vincitore, quindi quale sarà la canzone più bella, quale sarà il successo che sentiremo da domani, da stasera, anzi già su tutte le radio. Sicuramente è stato un festival molto bello, molto importante. Amadeus, io penso che ci sarà un Amadeus bis perché ha raggiunto un ottimo share, è stato il festival più visto, è stato il festival che ha raggiunto risultati anche economici più importanti negli ultimi anni. Si parla che dal 2015 pare che non ci siano stati questi ascolti, questi record anche come incassi dal punto di vista pubblicitario per la stessa RAI. Noi naturalmente abbiamo dato un'attenzione sulla Calabria, una Calabria che è stata attiva tutta la settimana, abbiamo avuto una Calabria positiva, una Calabria che ha portato sulle tavole qui dei tanti addetti ai lavori, giornalisti, produttori discografici, cantanti, di tutto, per dare un valore a quella che è la nostra genuinità ancora maggiore, da amplificare ancora di più che c'è una Calabria attiva, c'è una Calabria positiva che bisogna visitare soprattutto, e l'abbiamo fatto con le istituzioni, lo abbiamo fatto con delle aziende, dei partner commerciali, invitando la gente a venire in Calabria, venire a visitare le bellezze paesaggistiche, naturalistiche che abbiamo nel nostro territorio. Quindi non possiamo fare altro che dirvi che ci dispiace davvero tanto che termina questa settimana sanremese, ma siamo felici del lavoro che è stato fatto e felici soprattutto di quelli che saranno i riscontri che già si stanno instaurando tra partnership e tra partenariati che sono stati strutturati qui nella stessa Sanremo, nella città ligure. Quindi adesso ci aspettiamo solo che quello che abbiamo seminato venga raccolto nei prossimi mesi a venire, il frutto di questo seminato. Grazie Giuseppe, allora buon lavoro a tutti in attesa per conoscere allora il vincitore di Sanremo. Adesso invece le previsioni del tempo. Al seguito della perturbazione a carattere freddo che ci ha investiti nei giorni scorsi, sulla nostra regione è presente un promontorio ad alta pressione che nel corso di questo weekend garantirà tempo stabile con temperature diurne nelle medie, mentre le notti e i risvegli mattutini saranno ancora piuttosto freddi. Domani si segnala solo il passaggio di nubi innocue e alte da ovest, temperature stazionarie.
Passiamo a mari e venti, domani mari ovunque poco mossi, sul Tirreno venti dai quadranti meridionali, a tratti moderati sui bacini reggini, deboli altrove. Sullo Ionio venti deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.